Eccoci puntuali al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Un saluto ai nostri amici telespettatori. Oggi è nostro gradito ospite il dottor Gianluigi Tiberio, che è presidente dell'Ordine dei Medici di Udine. Buongiorno dottor Tiberio, come sta? Come ha cominciato l'anno? Bene, grazie. Perché lei è presidente in maniera ufficiale, operativo da gennaio praticamente. Sì, sì, dal Quindi, primo dal primo gennaio gennaio. sono ufficialmente presidente, però ho fatto il vicepresidente per Certo, 6 anni, sì, per il tanto segretario tempo. per altri tre Sì. anni, per cui dopo una lunga militanza, diciamo. Senta, dottor Tiberio, parliamo della situazione generale anche dal punto di vista dell'osservatorio dello stesso Ordine dei Medici. Beh, la situazione generale è in leggero miglioramento. Il fatto stesso che siamo diventati zona gialla entrando in questa settimana, questo lo conferma. E diciamo che i numeri li abbiamo raggiunti faticosamente. Adesso sta a noi, usando tutte le misure di sicurezza e tutte le attenzioni, a mantenere questa zona gialla faticosamente raggiunta. Sappiamo che basta poco per ritornare in zona arancione, quindi adesso dobbiamo stare attenti e non abbassare la guardia, dobbiamo mantenere alte le misure. Ecco, per quanto riguarda anche la riapertura delle scuole, le scuole, parliamo degli istituti superiori, quindi Sì, allo si è stesso atteso modo tanto, sì. bisogna stare molto attenti perché le scuole sappiamo che rappresentano una possibile fonte di contagio, però se le cose vengono fatte con attenzione, con la grande responsabilità, io credo che sia facilmente, insomma, raggiungibile il mantenimento di questo risultato. Ecco, lei come Presidente dell'Ordine chiaramente lancia l'appello, continua sempre l'Ordine dei Medici a lanciare questo appello, attenzione agli assembramenti, perché so che in alcune scuole, ad esempio, il primo giorno sono intervenuti gli insegnanti per evitare che si formassero gruppi proprio in attesa di entrare a scuola. Quindi c'è la necessità di una maggiore sensibilizzazione, insomma, di tutti, non tanto degli adulti quanto dei giovani che rientrano a scuola. Beh, diciamo che c'è la necessità da parte di tutti di mantenere quelle che sono le misure di sicurezza che abbiamo in questo periodo imparato a utilizzare. Il fatto di essere entrati in zona gialla non significa che siamo liberi di poter tornare alla vita normale, significa che dobbiamo mantenere diciamo, le attenzioni per poter poi progredire verso un ulteriore miglioramento. Se vedete i dati che abbiamo di contagio, non è che sono scesi tantissimo, stanno scendendo lentamente, però si sta anche altrettanto poco a farli risalire, quindi bisogna stare estremamente accorti. Senta, per quanto riguarda l'assistenza sul territorio, le USCA, ecco, ormai si sono diffuse in maniera omogenea su tutto il territorio regionale. Qual è la Sì, diciamo situazione? che le USCA sono uno strumento essenziale per poter diciamo, governare il territorio. Il medico di medicina generale gestisce i suoi assistiti a livello ambulatoriale, ma per le visite domiciliari, soprattutto per le persone che sono sospetti Covid o Covid a domicilio, si avvale del prezioso aiuto delle USCA, che sono estremamente valide, estremamente diciamo, attive e danno delle risposte molto, molto importanti al territorio. Ecco, consigli a chi è magari, a chi vive in spazi angusti e deve convivere appunto con persone con il Covid e viceversa a persone che devono seguire altre che sono in casa e che hanno il Covid. Quali sono gli atteggiamenti, quali comportamenti, che cosa si deve fare? Anche dobbiamo spiegare ai Beh, telespettatori che iter devono seguire, chi devono informare,
come devono comportarsi, cosa devono fare in sostanza? Beh, c'è il Dipartimento di Prevenzione che dà le direttive per quel che riguarda l'isolamento domiciliare e le misure da tenere, diciamo, in attenzione per evitare rischi di contagiare altre persone. Chiaramente però quando si è a casa bisogna rafforzare le misure di attenzione anche verso i nostri casi e i nostri cari. Diciamo che l'ambiente domestico, l'ambiente familiare è quello che rappresenta forse il maggiore rischio per il contagio, perché quando si entra a casa si abbandonano quelle che sono le misure di sicurezza, si toglie la mascherina e si tende a essere un pochettino più semplici nell'uso, nel toccare le cose, eccetera. Bisogna anche qui, anche a casa, mantenere quelle che sono le misure che abbiamo imparato a conoscere, ovvero non avvicinarsi troppo, cercare di usare tutte le attenzioni, non toccare dappertutto, evitare i contatti molto stretti e per le persone che hanno magari la sfortuna di essere non sintomatiche, asintomatiche, dobbiamo raccomandare di isolarsi e di trovare un ambiente un pochettino più separato dall'ambiente comune. Arieggiare spesso gli ambienti, arieggiare quindi significa diluire l'aria e ridurre quella che è la possibilità di contagio e dall'altra parte usare l'asciugamano personale, lavarsi spesso le mani e cercare di non toccare dappertutto, eccetera. Parliamo anche di vaccinazioni. Adesso Sì. arrivano pian piano i vaccini, ma al di là della polemica arrivano o non arrivano. Io ho sentito che ci sono diverse persone che magari saranno interessate fra qualche mese dalla campagna vaccinale, che sono un po' restie a farsi somministrare dosi appunto di vaccino. Lei a queste persone che cosa dice? Il termometro che vediamo noi, almeno personalmente nel mio ambulatorio, vedo un sacco di persone che mi chiedono quando potrò vaccinarmi, come dovrò fare per vaccinarmi, come posso mettermi in lista per vaccinarmi. Io credo che ci sia una grande coscienza nelle persone, nella capacità di questo vaccino di farci mettere in sicurezza ulteriormente. Quindi al di là della richiesta, nelle persone che sono un po' dubbiose posso dire che ormai sono state vaccinate nel mondo milioni di persone e gli effetti collaterali del vaccino sono estremamente sporadici, quindi si è dimostrato un vaccino estremamente sicuro. Ecco, lei mi ha detto che ha tante richieste, ma l'età delle persone che si rivolgono a lei, che le chiedono quando sarà possibile e che cosa fare per vaccinarsi? Chiaramente stiamo attendendo quelle che sono le disposizioni per quel che riguarda il calendario vaccinale. Sì. Si parla di passare dopo al personale sanitario, di passare alle persone ultraottantenni. E chiaramente noi sappiamo che ci sono dei vaccini che sono indicati per le persone più giovani, dei vaccini che sono indicati per le persone più anziane e quindi l'indicazione del vaccino farà la differenza in questo caso. E comunque le richieste le arrivano da tutte le età? Tutti Sì, stanno... sì, praticamente tutte le età. Diciamo che sono maggiormente stringenti per le persone ultraottantenni perché hanno percepito che il prossimo step sarà la vaccinazione proprio del loro classe di età. Senta, un'ultima cosa, e l'influenza normale dove è finita? Quest'anno praticamente non ci sono segnalazioni di virus e di influenza, devo no? dire che la situazione sul territorio di casi di influenza è estremamente ridotta. Devo dire che il livello di vaccinazione della popolazione quest'anno è stato piuttosto elevato e devo dire che anche a fronte delle misure di sicurezza, l'uso della mascherina, il distanziamento, eccetera, ha creato i presupposti perché il virus influenzale non abbia avuto modo di diffondersi in maniera come accadeva gli anni scorsi. E quindi è stato in gran lunga
limitato nella sua contagiosità. Quindi anche se non c'è stato il vaccino per tutti in sostanza, perché il vaccino per tutti non c'era, sappiamo benissimo le vicende, sappiamo benissimo, no? In farmacia non si trovava, quindi anche chi non era in un'età a rischio ma che voleva farsi il vaccino non lo poteva trovare in sostanza. Sì, quindi, nonostante questo è stato un elemento che ha creato un pochettino di disagio nelle persone, però evidentemente la contagiosità del virus influenzale è stata battuta di gran lunga dall'uso dei mezzi di protezione. Senta, chiudiamo con una previsione e con un auspicio, più che previsione anche con un auspicio. Secondo lei quando ne usciremo? È difficile dare una risposta a questa domanda. Infatti io le ho detto previsione, ma più che previsione un auspicio. Tutti noi speriamo che questo finisca presto. Io credo che il vaccino possa fare una grande differenza e quindi quando avremo una quantità di vaccino per poter gestire tutta la popolazione o gran parte della popolazione, vedremo la fine del tunnel. È chiaro che questo è un periodo diciamo che rappresenta ancora una incertezza e quindi la previsione è difficile, però credo che andremo avanti ancora un po' di mesi. Ecco. Bene, siamo giunti al termine di questo incontro con il Presidente dell'Ordine dei Medici di Udine, Gianluigi Tiberio, che ringraziamo per questo collegamento via Skype. Grazie a voi. Grazie. Ringraziamo anche i nostri amici telespettatori, ai quali do appuntamento a giovedì, sempre alla stessa ora, con la rubrica Family, Salute e Benessere. Arrivederci.